Bene, direi che finalmente siamo in live e quindi bentornati su Parresia. Dunque, è bello perché ci sei tu qua, Marco, e ancora non l'hai visto, ma io ieri ho visto la prima del nuovo film di Ridley Scott, Napoleon, e beh, credo che dopo quella visione serva fare questa live, incentrata sull'artiglieria in epoca napoleonica e ovviamente sul suo utilizzo. Che dire di quel Caro film? Lu, Bah, insomma, io preferirei evitare proprio di parlarne qui adesso, anche se magari qualcosina potrebbe scapparmi. Allora, ovviamente, chi è il nostro ospite? Beh, ne parliamo con Marco Bognardi per quanto riguarda ovviamente l'argomento di oggi, ci aiuterà a concludere forse questo ciclo dedicato alla storia dell'esercito di Napoleone, quindi buonasera Marco e grazie ovviamente per essere tornato. grazie a te, caro Luca, è sempre un piacere essere qui e ti ringrazio per avermi invitato nuovamente sul tuo canale e questa sera facciamo una chiacchierata su Napoleone e l'artiglieria. Anticipo anch'io qualcosa, non sono andato a vedere il film di Ridley Scott, ma ho ricevuto, come dire, parecchi messaggi via WhatsApp da tanti amici che l'hanno visto e i pareri, oddio, non si può dire che siano discordanti perché sono tutti concordi e ahimè purtroppo non è che siano particolarmente positivi, ecco. E questo mi dispiace e, come dire, ho qualche remora sull'idea di andarlo a vedere, però probabilmente alla fine andrò lo stesso e così farò anch'io una valutazione. Diciamo per la scienza andrei a vedere il film, però purtroppo io posso dire che veramente mi sono sanguinati gli occhi. Mi sono veramente Nel, sanguinati gli occhi. Tra parentesi, te lo raccontavo prima, ma lo racconto anche a voi della chat. Mentre ero in sala, a un certo punto mi arriva un vocale di Giulio Poggiaroni, lo sento dopo la proiezione e mi dice testualmente: Io ho appena finito di vederlo, se vorrai parlare con qualcuno, beh, sappi che hai una spalla su cui piangere. Quindi, cioè, insomma, è stato veramente, direi, abbastanza condivisa questa opinione sul film, però, insomma, questa è una nostra opinione personale, andate a vederlo se volete e poi ne parleremo probabilmente in una prossima live, chi lo sa. Detto questo, allora, io direi di a questo punto andare direttamente sul pezzo. Serve, ripeto, a questo punto che quello che vedrete, insomma, è un po' diverso da quello che appunto spiegherà Marco e quindi a questo punto agevolo le slide e quindi lascio a te la parola, Marco. Ti ringrazio, in ogni caso tu intervieni, io cerco di tenere sott'occhio anche la chat, ma dovendo poi fare una serie di cose avanti e indietro, magari mi perdo un po' le domande che possono arrivare. Allora, mi ha fatto, come dire, mi ha divertito un commento che ha fatto una persona sul video che ho fatto settimana scorsa per il canale di Mirko Campochiari, il canale Parabellum, perché a un certo punto scrive: ah, sono andato a vedere, è proprio un professore. Sì, allora, così lo chiariamo per tutti, sono proprio un professore del Politecnico di Milano, insegno metallurgia e ho questa, come dice qualcuno, insana passione di interessarmi di storia militare e così via. Tra l'altro una piccola curiosità, soprattutto per te Luca, parlavo l'altro giorno con l'amico Emiliano Beri che è professore di storia moderna all'Università di Genova e a un certo punto mi diceva: sai che il mio collega Guido Candiani dell'Università di Padova mi ha telefonato e mi ha detto: oh, ma l'hai sentito quel Marco Bognardi che ogni tanto fa delle live, dice anche delle cose furbe. Io tra l'altro Guido Candiani non lo conosco di persona, lo conosco, come dire, di fama, perché avendo studiato e letto molto materiale, molti articoli, molta documentazione sull'Epanto, lui si è occupato tantissimo della Marina veneta e quindi, anzi scusate, della Marina veneziana e quindi ho ben presente chi sia. Se per caso ci sta seguendo, così salutiamo anche lui. Partiamo decisamente e come vedete qui il punto di partenza non è Napoleone ma è Federico il Grande, quindi stiamo parlando metà del Settecento, guerra dei 7 anni. Federico il Grande
è stato attribuito a Federico il Grande questo detto che a me piace sempre citare: l'artiglieria conferisce dignità a quella che sarebbe altrimenti una volgare rissa da taverna. E questa cosa mi è venuta in mente perché un amico mi raccontava le scene di battaglia del film Napoleon di Ridley Scott e mi dice: guarda, sembrano delle risse da taverna. Gli ho detto si vede che non ha, ma magari ci fosse, vabbè, sto zitto, però veramente non ha magari ascoltato, risse da taverna. Non ha ascoltato Federico il Grande, che peraltro devo dire la Prussia del Settecento non è che abbia dato un grande impulso all'artiglieria. Poi sempre curiosità, insomma, preparando questa presentazione oggi mi scrive Vlad e gli ho rubato questa cosa che mi ha scritto, no? I forti alla fanteria, i coraggiosi alla cavalleria, gli studiati all'artiglieria. Allora, a livello di battuta, ogni tanto qualcuno ha provato a chiedermi: ma se tu avessi fatto parte dell'esercito napoleonico, in quale arma ti sarebbe piaciuto andare? Io direi che sarei andato in artiglieria, perché credo che sia l'arma che più mi rappresenta, più mi si confà. Non so, forse perché sono studiato, comunque io ogni tanto dico perché nell'artiglieria le perdite erano minori rispetto ai reparti di fanteria e di cavalleria, quindi si stava lontano dai problemi, per cui mi è piaciuta particolarmente questa locandina che hai fatto. E tra l'altro sembro un santo, non so se hai notato che ho l'aureola attorno alla testa. Che è una ruota di cannone. Esatto, che è una ruota di un... Ma mi piace più che altro il particolare del nostro amico Nappi sul cavalcioni, sul cannone, esatto, cannone. Esattamente. Esatto. E niente, poi come faccio sempre, io ricordo che ho fatto già diverse presentazioni sia sul periodo napoleonico che anche su altre tematiche per il canale Domus Orobica, Parabellum, Parresia. Questa è un po' la live di chiusura di questa trilogia di cui ci siamo occupati, diciamo, dell'arma di fanteria, dell'arma di cavalleria e dell'arma di artiglieria. Non ho citato qui le live che faccio con il canale Vlad Spara Storia, perché sono molto più tecniche, anzi, visto che so che ci sta seguendo, che ci sta ascoltando, mi riprometto di mantenere la parola, e cioè di fare con lui una live sulla balistica terminale, occupandomi di corazze e tutta una serie di altre cose. Ma senza perdere ulteriore tempo, come dire, entriamo nel merito di quello che è il tema di questa sera, cioè l'artiglieria napoleonica. Allora, il punto di partenza fondamentale è considerare che Napoleone come formazione era certamente un artigliere. Lui, dopo aver fatto la scuola militare di Brienne-le-Cateau, è diventato sottotenente d'artiglieria nel 1785 alla scuola militare di Parigi, e quindi il fatto che Napoleone fosse un artigliere ha certamente favorito lo sviluppo dell'arma d'artiglieria all'interno degli eserciti francesi. Peraltro, come vedremo, arma di artiglieria che per tutta la seconda metà del Settecento ha visto una serie di revisioni, di modifiche, di ottimizzazioni, di standardizzazione e di modernizzazione che l'hanno portata ad essere nelle mani di Napoleone un'arma per quel periodo quasi perfetta. Tra l'altro citiamo il fatto, ad esempio, che il primo episodio che ha creato il mito di Napoleone, come ho scritto tra virgolette, il primo episodio mito-poietico di Napoleone si riferisce proprio all'artiglieria, in particolare quando Napoleone si ferma alla battaglia del Ponte di Lodi, che è, se non ricordo male, del maggio 1796, si ferma e punta uno dei cannoni di una batteria di artiglieria, poiché il puntamento del cannone di una singola batteria, il puntamento del cannone era appannaggio del caporale. Da quel momento Napoleone viene etichettato come le petit caporale, il piccolo caporale, da tutti i suoi soldati, ed è una di queste classiche situazioni in cui
si vede molto bene lo sfruttamento di questa dinamica propagandistica da parte di Napoleone per farsi vedere molto in contatto con le proprie truppe, essere vicino al soldato, in questo caso essere vicino agli artiglieri. Già lo dicevamo prima, ma l'arma d'artiglieria è, come dire, l'arma tecnica per eccellenza e purtroppo è sempre stata un po' la Cenerentola tra le tre armi delle forze armate e degli eserciti del Settecento, ed è soltanto con il XIX secolo, quindi con l'Ottocento, che quest'arma diventa sempre più importante e un punto di forza per lo sviluppo dell'artiglieria è proprio dato dall'impulso che Napoleone ha imposto all'interno dei propri eserciti. Non a caso, per esempio, qui ho riportato una citazione delle corrispondenze di Napoleone, tra le 40.000 e più missive che ha scritto, troviamo scritto anche: le grandi battaglie si vincono con l'artiglieria. Un altro episodio legato alla storia, alla vita di Napoleone, anche qui credo che sia ricordato anche nel film questo di Ridley Scott, se non sbaglio, non so se è riportato questo episodio. Mi confermi? Questo episodio, avevo visto qualcosa in un trailer in cui lui, che è il braccio armato del direttorio, il braccio armato di Paul Barras, durante una delle tante insurrezioni filomonarchiche contro la rivoluzione francese, in questo caso contro il periodo del direttorio, non si fa troppi scrupoli a sparare a mitraglia sulla folla assiepata e che stava manifestando appunto contro il direttorio. E quello viene rappresentato bene, diciamo così. Almeno quello, lo so. Bene, meno male, almeno questo. E ecco, la cosa che, come dire, mi ha lasciato un po' scioccato, e siccome, come sai, settimana scorsa abbiamo fatto quella live con Mirko Campochiari su un po' la storia e il mito di Napoleone, insomma, tante persone mi hanno anche scritto, anche amici, non so, dicendomi ad esempio: ma la scena di Austerlitz, mi hanno chiesto, ma è vera? No, la scena di Austerlitz, rappresentata come la state vedendo, è una boiata pazzesca per essere edulcorati, perché non è assolutamente vero, ed è frutto della propaganda, che siano stati sparati colpi di cannone sui laghi ghiacciati per cui è finito dentro la maggior parte dell'esercito austro-russo verso la fine della battaglia. Non è vero, perché proprio per cercare di approfondire questo problema, i laghetti che esistono in prossimità dell'estremità meridionale del campo di battaglia di Austerlitz, che è vero che erano ghiacciati durante la battaglia si è svolta il 2 dicembre 1805, i laghetti erano per la maggior parte poco profondi, nella maggior parte dei casi l'acqua arrivava all'altezza della cintola, quindi si fa fatica ad annegare in un posto del genere. Hanno trovato qualche carcassa di animale e pochi corpi di soldati probabilmente feriti sul campo di battaglia e che sono morti poi in prossimità di questi laghi. Certamente non c'erano i cannoni pronti, come mi ha detto un amico, coperti con un telo che sembra un telone antigrandine di quelli per riparare le auto e per evitare che si ammacchino. E non sono avvenuti. Certamente Napoleone, ad esempio, non era lì, perché Napoleone alla fine della battaglia di Austerlitz non era lì, era in una posizione molto più critica del campo di battaglia, era sull'altipiano del Pratzen, per cui era in un'altra posizione. Un'altra cosa curiosa che si vede, io ho guardato un po' le immagini, ripeto, dei trailer, i soldati che si vedono sono un mix di soldati austriaci con le uniformi bianche e di soldati russi con le uniformi scure, perché non si vedono molto i colori, probabilmente verde scuro, e invece in quella zona lì praticamente i soldati erano solo russi, quindi si fa molta fatica a pensare che ci fossero anche dei soldati austriaci. E ultima cosa, è avvenuto alla fine della giornata in cui ormai era spuntato il sole. Qui sembra che siamo all'alba, per cui vabbè, comunque, come dire, va bene così, ci sta nella finzione filmica.
però forse insomma non sarebbe costato molto di più cercare un minimo di aderenza storica. Comunque vabbè, andiamo avanti e entriamo nel merito dell'artiglieria napoleonica. E come sempre, come faccio sempre, come è mia abitudine, io siccome non abbiamo a disposizione fotografie di quel periodo, la fotografia è stata inventata all'incirca un 30-40 anni dopo la fine delle guerre napoleoniche, le prime fotografie ci sono sulla Crimea come scontro militare. Mi rifarò molto a illustrazioni in particolare dell'amico Giuseppe Rava, che è questo illustratore storico-militare di Faenza, praticamente siamo coetanei, e che mi piace sempre citare e salutare perché secondo me è uno dei migliori illustratori, se non il migliore che abbiamo in Italia. Qual è il punto di partenza del ragionamento che facciamo questa sera? È quello che vedete qui così, e cioè le caratteristiche tecniche dell'artiglieria praticamente nei 100 anni che vanno dal 1740, quindi l'inizio della guerra di successione austriaca, fino alle rivoluzioni del 48, quindi fino all'avvento delle armi rigate, per chi sa di che cosa stiamo parlando, sono pressoché identiche. Qui vedete due rappresentazioni, uno dell'artiglieria prussiana a Zorndorf, l'altro dell'artiglieria francese a Waterloo. Stiamo parlando di pezzi da 12 libre, quindi i pezzi più grossi che venivano portati sui campi di battaglia, e vedete che dal punto di vista strutturale non è che siano molto diversi i cannoni, come vedremo fra un attimo. Anche le modalità con cui venivano fatti funzionare, usiamo questo termine poco corretto, insomma, con cui venivano caricati, l'effetto che producevano sul bersaglio è del tutto simile. Ora, prima io ho detto che Napoleone ha dato, e diciamo meglio sarebbe dire tutte le guerre della rivoluzione francese e poi del periodo napoleonico hanno dato un grande impulso allo sviluppo dell'artiglieria. Allora cosa vuol dire che l'artiglieria si è sviluppata? Cosa vuol dire che prima c'erano delle caratteristiche che si sono mantenute nel tempo e poi ci sono delle differenze? Sicuramente le principali analogie tra l'artiglieria della fine del Settecento, della guerra dei 7 anni, e l'artiglieria napoleonica è legata alla tipologia di pezzi. Anche all'epoca della guerra dei 7 anni c'erano i cannoni, c'erano gli obici, c'erano i mortai, anzi, a dirla tutta, i mortai durante le guerre napoleoniche praticamente sono stati usati pochissimo sui campi di battaglia. Le tipologie di proietti che venivano sparati dai cannoni erano simili, quindi era la palla piena, la mitraglia, la granata, anche qui poi vedremo di che cosa si sta parlando. La balistica dell'arma e dei proietti era la stessa, e l'effetto sui bersagli, come abbiamo detto, era lo stesso. Il modo con cui i pezzi d'artiglieria si muovevano sul campo di battaglia, anche qui erano del resto tutti molto simili. Però ci sono delle sostanziali differenze. Cosa cambia con le guerre napoleoniche? Sicuramente l'artiglieria diventa un'arma estremamente più versatile rispetto a quella che si è vista sui campi di battaglia del Settecento. Per quale motivo? Perché l'affusto è la parte che tiene su la canna, e la canna stessa sono state alleggerite in termini di peso, quindi il peso è molto minore, i pezzi quindi sono diventati molto più mobili. Un'altra cosa importantissima che è estremamente favorevole dal punto di vista della logistica degli eserciti, quindi degli approvvigionamenti, della possibilità di realizzare componentistica che sia facilmente intercambiabile, è la standardizzazione dei calibri. Se voi prendete una guerra di inizio Settecento come la guerra di successione spagnola, i calibri dell'artiglieria erano i più disparati, ognuno faceva un po' quello che voleva, ogni proprietario delle batterie di artiglieria se le organizzava un po' come voleva. E da ultimo certamente la dottrina d'impiego. Mentre prima la dottrina d'impiego era piuttosto semplice, durante le guerre napoleoniche la dottrina d'impiego dei cannoni, come cercheremo di evidenziare, fu molto sviluppata e sistematizzata. Un altro aspetto importante che ci può aiutare per capire, come dire,
come combattevano gli eserciti durante la rivoluzione francese, durante le guerre napoleoniche, è guardare i numeri. Io sarà che faccio l'ingegnere, ma alla fine a volte si parla e dico vabbè, guardiamo i numeri, perché i numeri hanno una loro importanza e danno un'idea di cosa sta succedendo. Qui ho cercato di mettere insieme quelle che ritengo essere le principali battaglie, insomma, le battaglie forse tra le più importanti, tra le più note, tra le più conosciute delle guerre napoleoniche in cui era presente Napoleone, appunto, vedete Marengo, Austerlitz, Jena, Eylau, Wagram, Borodino, Dresda, Lipsia e Waterloo. E cosa si vede? Si vede una cosa interessante: la proporzione di cannoni nel corso degli anni, quindi nelle varie battaglie, è andata via via crescendo. Si va da circa 2 cannoni ogni 1000 uomini, questo era il modo con cui all'epoca calcolavano le unità sul campo di battaglia, si dava il totale degli uomini accorpati all'interno della fanteria, degli uomini nella cavalleria, e poi si dava il numero dei cannoni per 1000 uomini presenti sul campo. Si va, come dicevo, da 2 cannoni ogni 1000 uomini fino quasi ad arrivare a 4 cannoni ogni 1000 uomini. Tra l'altro Napoleone diceva una cosa interessante, ho cercato la citazione per metterla, ma in modo preciso non l'ho trovata, quindi preferisco dirla a voce senza scriverla. Napoleone diceva che la fanteria, quanto meno è addestrata, tanto più ha bisogno del supporto di fuoco e del supporto morale che i pezzi di artiglieria possono garantire. Qui, perché le ho trovate, ho messo delle fotografie di alcuni reenactor, che sono quei personaggi che si vestono con le uniformi napoleoniche dell'epoca. E che cosa si vede in queste 2 immagini? Sotto è un pezzo di artiglieria austriaca e sopra è un pezzo di artiglieria francese. Si possono riconoscere dalle uniformi e dal colore degli affusti, perché gli affusti, come vedremo, erano colorati. Tra l'altro, mi dicevi, Luca, che una domanda di Vlad su questa statistica. Sì? Riguarda specificatamente l'esercito francese o gli eserciti che hanno partecipato da entrambe le parti? Ottima domanda. Riguarda specificamente l'esercito francese, perché ho preso l'esercito francese a riferimento, perché gli eserciti coalizzati poi andrebbero presi indipendentemente, però ti posso dire, e così rispondiamo anche a Vlad, che lo stesso incremento percentuale di cannoni sul campo di battaglia è una cosa sistematica e tipica di tutti gli eserciti. Volevo dirti una cosa: tu li hai visti dei rievocatori l'altra sera quando sei andato al cinema, vero? Sì, ieri erano con me, sì. Sì, mi senti? Ok. Sì, mi senti? Sì, ti sento. Per caso è andata... Volevo chiederti, per caso è andata via un attimo la connessione? No, avevi un attimo sgranato, ma poca roba, cioè forse ok. Un piccolo calo, ma è sentito tutto. Ok. Va bene, andiamo avanti, perché poi... Ecco, perché appunto, Giulio Poggeroni scrive... Ho visto. Non vado e poi non capisco, Giulio quando lo sento al telefono mi dà del tu, adesso mi scrive e mi dà del lei. Si vede che è rimasto impressionato dal fatto che sono in giacca e cravatta. Tra l'altro, se vi interessa, questa è proprio la cravatta del Politecnico di Milano, che mi avevano regalato tantissimi anni fa quando ho fatto il Senato accademico, e vabbè, così, questo a maggior dimostrazione che sono proprio un professore universitario. Sai che vuoi, Giulio è toscano e i toscani hanno rovinato questo paese. No, citazione. Vabbè, cosa vuoi scherzo, Giulio. Tra l'altro anche Giulio gli ho dato buca, perché ho in programmazione, e la sto preparando, una live sulle battaglie navali nella seconda guerra mondiale, dal punto di vista ovviamente tecnico, quindi le questioni legate ai sistemi d'arma, come combattevano le divisioni navali e queste cose qui. Purtroppo sono straincasinato sul lavoro, come sapete, per la fine di dicembre tutti vogliono tutto chiuso prima di andare in vacanza, e vabbè. Scusate con questa mia personalissima digressione, andiamo avanti. Allora, l'artiglieria napoleonica
va subito chiarito un aspetto importante. Si divide sia quella napoleonica, quindi francese, ma anche quella per esempio russa, per esempio inglese, si divide sempre in artiglieria da campagna, cioè i pezzi d'artiglieria che vanno sul campo di battaglia per svolgere la loro funzione durante i combattimenti, e in artiglieria, qui l'ho chiamata d'assedio. Nella realtà si parla di artiglieria d'assedio, da fortezza, artiglieria navale e così via. Qual è la differenza sostanziale tra le due tipologie di artiglieria? Secondo me lo capite da solo, sostanzialmente il loro peso, la loro dimensione. I pezzi che vanno in campagna, cioè servono durante una battaglia sul campo di battaglia, sono comunque pezzi di modeste dimensioni, sono cannoni da 3, 4, 6, 8, 9, 12 libbre e obici da 5 pollici e mezzo, 5, 8, 6, 5, 6, 7. Sono andato a prendere le dimensioni dei cannoni dell'epoca napoleonica. Erano tutti pezzi d'artiglieria che avevano i loro serventi che si muovevano sul campo di battaglia a piedi. I pezzi di artiglieria vengono trasportati con dei traini e quindi a cavallo, ma nel caso dell'artiglieria a piedi i serventi si muovono a piedi, nel caso dell'artiglieria a cavallo i serventi al pezzo, cioè gli artiglieri, si muovono a cavallo. Ovviamente gli affusti sono più leggeri perché questi pezzi venivano spostati sul campo di battaglia. La differenza sostanziale con l'artiglieria d'assedio è che abbiamo a che fare con pezzi di dimensioni molto maggiori, vedete lì le tipologie dei cannoni, si va dai 16 libre in su fino ai 68 libre, e questo che cosa significa? Significa degli affusti massicci perché dovevano sostenere dei pesi, delle canne consistenti, e tipicamente si tratta di pezzi che vengono piazzati in una certa posizione e poi non vengono quasi mai spostati. Pensate a una fortezza o a una batteria che fa il tiro costiero. Una breve considerazione prima di andare avanti: come credo molti di voi sappiano, durante le guerre napoleoniche i cannoni e in molti casi anche gli obici venivano classificati non in base al diametro della bocca da fuoco, al diametro del proiettile che potevano sparare, come avviene ad esempio al diametro della canna, come avviene ad esempio nei cannoni della seconda guerra mondiale, no? Quando noi parliamo non so, il pezzo antiaereo tedesco, l'88, cosa vuol dire 88? 88 è 88 millimetri di diametro della canna, oppure il cannone da 75 millimetri il diametro della canna e così via. In questo caso la classificazione dei pezzi era data sulla base del peso delle palle che potevano sparare questi cannoni, per cui 3, 4, 6, 8, 9, 12 libbre è il peso della palla. Tenete conto così indicativamente, approssimativamente, che una libra francese, perché la libra inglese è 450 grammi, una libra francese è quasi mezzo chilo, quindi vuol dire che un cannone da 12 libre sparava palle piene da 6 kg, ok? E così via, potete fare tutti i conti del caso. Allora, banalmente come funziona l'artiglieria? Abbiamo visto che ci sono 3 tipologie di pezzi: ci sono i cannoni, ci sono gli obici e ci sono i mortai. Qui lo specialista, l'esperto è proprio Vlad, che lo so, infatti sto leggendo uno dei commenti che ha fatto Vlad, dice: gli inglesi ci davano dentro nella seconda guerra mondiale ancora con le libre. Esattamente. Ma gli inglesi adesso misurano ancora le distanze usando i pollici e i pesi usando le libre, per cui non è che possiamo aspettarci qualcosa di diverso. Tornando al nostro discorso, cannoni, obici e mortai, qual è la differenza? È la tipologia di traiettoria che il proietto assume nel momento in cui viene sparato dalla canna. Tipicamente il cannone ha un tiro teso, tira con un alzo, l'alzo è il livellamento verso l'alto della canna per aumentare la gittata, quindi tira con una traiettoria piuttosto tesa. L'obice tira invece con un alzo
dell'ordine di tra 20 e 40 gradi, il mortaio tipicamente tira con un alzo superiore ai 45 gradi e quindi le traiettorie sono diverse e, come potete immaginare, vi è la possibilità di colpire bersagli che si trovano in posizione diversa. Tutta l'artiglieria napoleonica, come del resto anche le armi della fanteria, sono tutte armi ad avancarica, quindi vengono caricate dalla bocca, come si vede fare da quegli artiglieri francesi dell'artiglieria di linea addetti al pezzo, e con anima a canna liscia, quindi non con una canna rigata, non come è tipico di tutte le armi moderne, tranne i fucili da caccia a pallini o chi va a sparare al piattello che ha un fucile a canna liscia. Attualmente tutte le armi sono a canna rigata. Il principio della canna rigata l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato delle armi portatili. La rigatura non fa altro che imprimere una rotazione attorno al proprio asse, al proietto, che quindi mantiene meglio durante il volo la propria traiettoria. In questo caso invece si tratta di armi a canna liscia, monocolpo, quindi veniva sparato un colpo, poi il cannone doveva essere ricaricato. I cannoni non avevano un sistema per ammortizzare, come avviene nei cannoni moderni, il rinculo, e quindi il cannone rinculava, quindi scivolava indietro di 1,5 metri, 2 metri e mezzo in funzione della dimensione del cannone, perché il rinculo dipende anche, tra le tante cose, dalla massa della palla che viene sparata e dalla quantità di carica di lancio che viene utilizzata, e il propellente che veniva usato per sparare i pezzi d'artiglieria era la polvere nera, esattamente come la polvere nera delle armi portatili. Se vi interessa, la polvere nera dei cannoni aveva una granulometria maggiore rispetto alla polvere nera delle armi portatili, perché doveva avere una combustione come dire, un pochettino più progressiva, più lenta, e quindi un granello più grosso consentiva di avere una combustione più prolungata e per sfruttare meglio lo sviluppo dei gas e quindi la proiezione del proietto verso il bersaglio. Sono questioni di balistica, non addentriamoci e torniamo alle questioni storiche. Un altro aspetto interessante però che va detto è che, come tutte le polveri nere, rilasciavano una grande quantità di residui solidi, per cui tra un colpo e l'altro come dire, dovevano entrare a pulire anche la canna del cannone. Se non era tra un colpo e l'altro, ogni 4-5 colpi bisognava fermarsi e pulire e raffreddare la canna, e la polvere nera sviluppa moltissimo fumo, una grande quantità di fumo. Noi non abbiamo la percezione di cosa dovesse essere su un campo di battaglia la situazione nel momento in cui cominciavano a sparare i cannoni e a sparare la fanteria. Il tutto si riempiva di una tale quantità di fumo che si faceva veramente molta fatica a vedere anche a qualche decina di metro di distanza. E veniamo alla situazione francese. La situazione francese viene, come dire, inizialmente standardizzata, l'artiglieria francese viene inizialmente standardizzata da quel personaggio che vedete là in alto a destra, che è Vallière. Vallière, che era un nobile, riorganizza in modo, qui vedo adesso un errore di testo, c'è un sistematico con una Y, riorganizza in modo sistematico l'artiglieria reale di Luigi XV. Artiglieria che però comunque continua ad avere un peso sia delle canne che degli affusti consistente. Il pessimo risultato che riescono a ottenere gli eserciti francesi sui campi di battaglia della guerra dei 7 anni costringe la Francia a ripensare un po' nel suo complesso tutto il proprio parco di artiglieria. Come conseguenza viene, interessante questa cosa, viene richiamato in patria quell'altra persona che vedete in questa immagine sempre a destra, che è Gribeauval. Gribeauval era un militare, Gribeauval aveva combattuto nell'esercito austriaco, quindi contro i prussiani, durante la guerra dei 7 anni, aveva capito quali erano i grossi vantaggi dell'artiglieria austriaca. L'artiglieria austriaca durante la guerra dei 7 anni era sicuramente l'arma d'artiglieria più avanzata che vi era in tutta Europa,
per cui tutti i segreti dell'artiglieria austriaca in qualche modo riesce a coglierli, a capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza dell'artiglieria francese e trasferisce queste innovazioni che aveva imparato sui campi di battaglia e poi lavorando col principe di Liechtenstein, che era l'organizzatore dell'artiglieria austriaca, riesce, come vedete qui così, a migliorare le tecniche produttive dei pezzi, a ridurre il peso dei pezzi, a ridurre il peso degli affusti. Perché vi faccio vedere questa tabella? Perché il sistema Griboval sarà il sistema d'artiglieria che Napoleone erediterà, che si troverà per le mani e che sarà usato inizialmente dagli eserciti francesi rivoluzionari e poi dagli eserciti napoleonici. Innovazione forse più interessante che vedete in questa tabella è l'aggiunta del pezzo da 6 libre, che originariamente non c'era, perché Griboval aveva pensato di standardizzare l'artiglieria su 3 differenti tipologie: il 12 libre, l'8 libre e il 4 libre. Il 12 libre è il pezzo pesante, l'8 libre il pezzo per la fanteria, per il supporto di fuoco diretto alla fanteria, e quindi i pezzi dell'artiglieria a piedi, e poi il 4 libre i pezzi per l'artiglieria a cavallo. Qui vedete i pezzi d'artiglieria. Qui ho riportato 2 esempi di un cannone da 12 libre. Cosa vuol dire 12 libre? Vuol dire 5,9 kg. Sotto trovate un po' tutti i fattori di conversione, se qualcuno si vuole divertire a fare i calcoli. Dall'altra parte vedete l'obice. La differenza sostanziale anche dal punto di vista morfologico tra i cannoni e gli obici è, come si può immaginare, come si può anche capire, la lunghezza della canna. Tipicamente un cannone aveva una lunghezza di canna che andava da 12 a 24 volte il diametro interno della canna stessa. L'obice invece era molto molto più corto, dovendo effettuare un tiro di natura e di caratteristiche molto diverse. Ho una domanda, Marco. I cannoni da 12 libre, quando non so se mi senti in questo momento. Sì, ti sento, ti sento. Allora, dicevo, i cannoni da 12 libre, quando era necessario, potevano essere fusi per costruire poi o degli obici o dei mortai alla bisogna in determinate missioni o azioni militari? No, nel senso che poi vedremo anche qualcosa sulla produzione dei cannoni. La produzione dei cannoni era un'attività industriale. Parlare di attività industriale alla fine del Settecento ci vuole tanto impegno. Era un'attività industriale artigianale particolarmente complessa, per cui una volta che avevano fuso una bocca da fuoco difficilmente la rifondevano per ottenerne delle altre. Invece una cosa che facevano, perché come vedremo fra un attimo i cannoni e gli obici, insomma le bocche da fuoco erano fatte usando il bronzo, molto spesso venivano prelevate le campane e venivano fuse le campane per fare i cannoni. Credo che molti conoscano questa cosa. Ecco. E qui vedete un esempio del sistema Griboval preso dalle enciclopedie di Diderot e d'Alembert, che già riportano il sistema Griboval ancora prima della rivoluzione francese, quindi 1784. Qui vedete una rappresentazione dell'artiglieria francese in azione sul campo di battaglia, e sotto il pezzo da 6 libre dell'artiglieria. Come dicevo, qualcosa legata alla produzione dei cannoni. Anche qui mi è venuto in mente di introdurre questa cosa qui per il semplice fatto che ho letto dei commenti. C'era una persona che dice parlerà dei cannoni forgiati. Allora, punto di partenza: i cannoni non erano forgiati, i cannoni erano tutti ottenuti in questo periodo per fusione. Che cosa vuol dire? Si poteva fare il cannone in 2 modi diversi. C'era il cosiddetto sistema vecchio e il sistema nuovo. Voi per fusione dovete realizzare una cavità che rappresenti il negativo dell'oggetto che volete ottenere, poi riempite questa cavità con del metallo liquido,
che normalmente era ghisa, e dopo il 1750, quando si è capito che il bronzo poteva essere un metallo alternativo interessante, si è cominciato a usare il bronzo, però in molti casi si continuava a usare la ghisa, quindi non è che tutti i cannoni erano in bronzo. C'erano due tecniche, come vedete, il sistema vecchio e il sistema nuovo. Il sistema nuovo, anzi parliamo prima del sistema vecchio, il sistema vecchio prevedeva di creare un'anima, quindi c'era una specie di, uso un termine che non è appropriato dal punto di vista tecnologico, ma almeno ci capiamo, c'era una sorta di bastone che veniva messo coassialmente alla forma che poi doveva essere, allo stampo che poi doveva essere riempito dal metallo liquido, e questa anima centrale avrebbe garantito, avrebbe permesso di creare la cavità in cui si potevano poi caricare i proiettili. L'altra alternativa era invece quella di fare il cannone fuso pieno, quindi si riempiva tutto di metallo liquido e poi dopo il cannone veniva forato o comunque veniva lesato, perché qui a fianco vedete, tiro fuori il mouse così posso indicare alcune cose. Eccolo qua. Qui vedete una sezione del cannone, vedete i cannoni erano tutti di forma conica, con una cavità centrale di tipo cilindrico. In questo modo la parte terminale del cannone, cioè la culata, era più grossa, perché quella lì era la zona in cui si sviluppavano le pressioni dovute alla combustione della polvere nera, era la zona dove vi era maggiore surriscaldamento e quindi doveva essere di maggiormente resistente. Poi in corrispondenza dell'estremità della culata vi era un forellino che consentiva l'accesso all'esterno del cannone, ed è la cosiddetta zona del focone, dove l'artigliere dava fuoco alla polvere e accendeva la carica di lancio, e poi il proietto veniva lanciato. Allora, qual è la differenza sistema nuovo e sistema vecchio? Il sistema nuovo era meglio, perché forare la canna dopo che era stata prodotta consentiva di realizzare un foro centrale perfettamente coassiale rispetto alla dimensione esterna del pezzo d'artiglieria, cosa che invece con il sistema tradizionale, quindi con l'anima centrale, non sempre riusciva in maniera corretta, perché durante la fusione a volte l'anima centrale si spostava, si inclinava leggermente, per cui la cavità cilindrica centrale non era mai perfettamente coassiale con la superficie esterna del pezzo. Non so se sono riuscito a chiarire il concetto che ho in testa, spero che si sia capito. Tu che non sei certamente un ingegnere, non so se sei riuscito a seguirmi. No, perfettamente. Cioè, io perfettamente. Vabbè, io poi avevo anche guardato un pochino prima le slide, lo ammetto. Okay. C'è una domanda, Dimmi. scusami. I prussiani contro i francesi, quindi parliamo dopo, 1870, Sì. utilizzavano le stesse modalità di utilizzo dell'esercito napoleonico da questo punto di vista? Assolutamente no, perché nel 1870, quindi stiamo parlando di guerra franco-prussiana, 1870-71, l'artiglieria ormai era tutta artiglieria quasi sì, tutta artiglieria, a parte i pezzi di seconda linea, era tutta artiglieria retrocarica, e quindi le modalità di impiego, le gittate, le caratteristiche dell'arma, la cadenza di tiro, il numero di colpi nell'unità di tempo che si riuscivano a fare era ben diversa. Poi sicuramente dal punto di vista tecnologico nel 1870, anzi 1865-70, la tecnologia era certamente, la tecnologia siderurgica era certamente molto più avanzata rispetto alla tecnologia della fine del Settecento. Il merito di aver inventato questo modo di realizzare le canne, cioè la foratura centrale delle canne, lo dobbiamo a questo personaggio, Jean-Marie, che era uno svizzero, che poi è stato, come dire, assunto dalla Francia, dall'esercito francese, è stato naturalizzato francese. Jean-Marie, il padre, Jean-Marie II, che è il figlio,
è interessante e lo cito, a un certo punto il padre venne nominato commissaire de font, font in francese vuol dire ghisa, quindi il commissario della ghisa, che è il materiale con cui venivano originariamente realizzati i cannoni. Due parole, sempre che vi possa interessare questa cosa, se vi annoiate me lo dite e mi fermo subito. I cannoni in ghisa erano molto più pesanti rispetto ai cannoni in bronzo, ma i cannoni in ghisa avevano dei vantaggi, perché per esempio i cannoni in ghisa erano meccanicamente più resistenti all'usura, per cui il proietto, quando si muoveva all'interno della canna, abbradeva, graffiava di meno la canna, e quindi la canna si manteneva con delle caratteristiche più costanti nel tempo rispetto ad esempio invece ai cannoni in bronzo, che erano più delicati. Dal punto di vista invece della resistenza meccanica della canna, la ghisa è molto meno resistente rispetto al bronzo, quindi i cannoni in ghisa erano proporzionalmente più grossi, quindi a parità di palla che sparavano, i cannoni in ghisa erano proporzionalmente più grossi. Lo dico perché ogni tanto si trova scritto un'aberrazione del tipo: i cannoni in ghisa erano più pesanti perché la ghisa ha un peso specifico più alto del bronzo, cosa che non è vera, perché è esattamente vero il contrario. Il bronzo è un po' più pesante, semplicemente si possono fare delle canne più sottili perché il materiale è più tenace, quindi è più resistente agli urti, e quindi va bene così. Fatta questa digressione meccanica metallurgica che si riferisce al mio mestiere, vediamo come funzionava l'artiglieria. Allora, i cannoni, e quindi qui ci occupiamo dei cannoni, erano circa l'80% dei pezzi d'artiglieria che si vedevano sul campo di battaglia. Il cannone, la canna era in bronzo o in ferro o in ghisa, le finiture erano in ferro, gli affusti, l'affusto era in legno. Il tipico proietto che veniva sparato erano le palle piene, anche queste erano palle piene in ghisa. Lì c'è scritto non esplode punto esclamativo, perché ogni tanto si vedono scene di artiglieria, di tiri di artiglieria in cui sembra di essere in Vietnam e non nel 700 o nell'800. La gittata delle palle, la gittata efficace della palla era sostanzialmente limitata. Stiamo parlando, per i pezzi di artiglieria più grossi, quindi i 12 libre, stiamo parlando fino a 900 metri, 1000 metri. Gli altri erano in proporzione, come potete vedere da questo schema, minori. La velocità, la volata era uguale per tutti i pezzi, quindi la palla volava all'uscita, la volata è l'estremità della bocca da fuoco, all'uscita dalla bocca da fuoco la palla usciva con una velocità che era pressoché costante, quindi vuol dire, contrariamente all'opinione comune, che le palle più pesanti andavano più lontane e le palle più leggere si fermavano prima, ed è un problema di balistica esterna questo. Allora, perché ci sono due domande, secondo me, molto interessanti per quanto semplici. La prima è di Riccardo, che chiede una cosa riguardo le illustrazioni iniziali che abbiamo visto, cioè il rischio che andasse male quando sparava, insomma, il cannone, cioè i cannonieri stavano, o granatieri, stavano allegramente attorno al cannone oppure si mettevano un po' a riparo? Questa è un'ottima domanda. Nella realtà tutte le immagini che noi vediamo sono tutte farlocche, mettiamola così. Perché? Perché in tutte le immagini, per un'esigenza di illustrazione, gli artiglieri, i serventi al pezzo, sono tutti vicini al cannone. Quando il cannone sparava, stavano tutti molto attenti a stare a una certa distanza, per cui è vero quello che dice il nostro spettatore, perché appunto era opportuno allontanarsi, perché il rinculo non sapevi mai dove andava a finire, bisognava vedere anche dove era piazzato il cannone sul terreno, se il terreno era leggermente inclinato magari durante il rinculo ci potevano essere degli effetti strani del rinculo, quindi magari ti arrivava addosso un cannone che tra canna e affusto pesava anche di più di 1000 kg e ti faceva un bel servizio, per cui non era simpatico stare lì intorno. Questa è la prima osservazione. La seconda domanda invece, riprendendo giustamente alla triste, perché nelle scene sia iniziali ma specialmente diciamo a metà del film, ma siamo
ovviamente in un'altra epoca, almeno 200 anni indietro, un chiodo piantato nel focone bastava per mettere fuori uso un cannone? Allora, sì, il problema è che il chiodo andava piantato bene, per cui c'erano per esempio, una curiosità, nei reparti di cavalleria, i quali ogni tanto avevano l'opportunità di attaccare le batterie di artiglieria, per metterle fuori uso c'era una quota parte di cavalieri che avevano dei chiodi e dei martelli che andavano a, si dice, inchiodare i cannoni, cioè vuol dire piantare questo chiodo all'interno del focone, però andava piantato con una certa forza, per evitare che poi, quando fossero intervenuti magari gli artiglieri nel momento in cui la cavalleria si era ritirata, potessero togliere senza troppi problemi il chiodo e continuare a utilizzare il cannone. Comunque la risposta è sì. Se il chiodo era piantato bene, il cannone veniva messo fuori uso, tant'è che l'operazione si chiamava inchiodatura dei cannoni. Vado avanti, giusto? L'immagine del cannone qui non è cambiata volutamente, è cambiata solo la tipologia di munizione che viene sparata. Quindi i cannoni, oltre a sparare la palla piena, che ripeto era l'80% delle tipologie di munizioni, di proietti che venivano sparati dai cannoni, sparava il cosiddetto cartoccio a mitraglia. Cos'è il cartoccio a mitraglia? Non è altro che un involucro, di solito era di stagno, di metallo, che conteneva all'interno tante palle di piombo, tipo le palle di piombo dei moschetti. Quando veniva sparato aveva un effetto rosata che colpiva tutti quelli che si trovavano a una certa distanza dal cannone all'interno della rosa di dispersione dei... È un po' lo stesso principio poi successivo dello shotgun, insomma, di fatto. Sì, sì, è assolutamente la stessa cosa in grande di quello che è il colpo con anche i fucili da caccia moderni. Quando spari con le cartucce a pallini succede questa cosa, cioè prendi il fagiano non perché lo prendi con un colpo singolo, ma perché c'è una rosata di pallini in questo caso è la rosata della mitraglia. E ovviamente qual è la differenza rispetto alla palla? Che siccome sono molto più piccoli, sono molto più leggeri, si disperdono molto, rallentano molto prima, e infatti la gittata efficace dei pezzi d'artiglieria caricati a mitraglia era inferiore, all'incirca era la metà della gittata efficace a palla. Spesso si sente dire gittata efficace e gittata massima. Cosa vuol dire? Gittata efficace è la gittata in cui voi con il proietto riuscite a colpire il bersaglio con un buon grado di probabilità. Quindi non è un colpo a caso e mettete il colpo sul bersaglio e gli producete dei danni. La gittata massima non è una gittata in cui il proietto non produce danni. Se voi prendete un proietto d'artiglieria di tipo napoleonico a 1200-1500 metri, dove potevano arrivare, e lo prendete addosso, vi fa assolutamente molto male. La differenza sostanziale qual è? La gittata massima è una gittata in corrispondenza della quale non si tirava, perché la probabilità di colpire il bersaglio era molto molto ridotta. Noi non dobbiamo mai sottovalutare un'altra cosa: siamo in un'era preindustriale e quindi i colpi costavano e quindi si tirava quando il bersaglio era a una distanza adeguata. Tutti i tiri d'artiglieria delle guerre napoleoniche, direi tutti, il 90-95% avvengono tranquillamente abbondantemente sotto i 1000 metri. Questo per quanto riguarda i cannoni. Per quanto riguarda invece gli obici, quindi il pezzo d'artiglieria con un tiro più parabolico, l'obice sparava la granata. Cos'è la granata? La vedete qua in basso. La granata non è altro che un guscio di ghisa riempito di polvere nera, di polvere da sparo, e acceso, innescato con una miccia. Cosa succedeva? Veniva caricato nella canna dell'obice, al momento dello sparo la miccia si accendeva
e volava verso il bersaglio. Se voi eravate bravi ad aver stimato la distanza del bersaglio e la lunghezza della miccia, questa shrapnel ante litteram, diciamo così, questa granata esplodeva sulla testa del bersaglio e lo investiva con una pioggia di schegge. Gli inglesi avevano già inventato durante le guerre napoleoniche lo shrapnel, perché esisteva già lo shrapnel, era una cosa del tutto simile alla granata, semplicemente era riempito, oltre che con della polvere nera, oltre che con della polvere da sparo, era riempito anche con delle sfere, delle pallette di piombo che appunto aumentavano questo effetto di proiezione di frammenti verso il terreno. Lì vedete in alto a destra la canna di un obice francese, invece al centro vedete un obice russo. I russi sono sempre stati molto interessati all'arma d'artiglieria, e questo sarà vero poi anche nell'Ottocento e ancora nel Novecento, durante la prima e la seconda guerra mondiale. Avevano sviluppato questi obici che potevano funzionare sia a tiro teso che a tiro parabolico, che venivano chiamati licorni, ed erano un po' più lunghi rispetto agli obici tradizionali che usavano le artiglierie degli altri paesi, della Prussia, dell'Austria, della Francia. Una curiosità ve la indico. E qui vedete, ecco, qualche esempio. Qui vedete, perché vi faccio vedere questa immagine? Vi faccio vedere questa immagine perché così facciamo vedere anche qualche uniforme interessante, facciamo vedere come erano vestiti gli artiglieri, e tutti gli artiglieri normalmente sono presentati con in mano questo scovolo che da una parte aveva una spugna e dall'altra parte aveva un'estremità di solito era fatta di legno, e serviva sia per pulire l'interno della canna che per raffreddare con la parte spugnosa la canna dopo che questa parte spugnosa era stata imbevuta nell'acqua. E qui vedete, non più in uno schema, vedete in proiettili di tipo reale, la scatola di mitraglia, la granata e la palla. Spesso erano caricate in modo indipendente, quindi la palla veniva caricata nella bocca, a volte invece c'era un sabot di legno, quindi uno zoccolo di legno che consentiva di supportarla, e quindi veniva caricata più agevolmente. Un altro motivo per cui vi faccio vedere questa immagine è per dirvi che i cannoni, i pezzi di artiglieria, i cannoni, gli obici più o meno si assomigliavano tutti. La differenza era relativamente al loro peso di palla che veniva sparato. Qui invece vedete l'artiglieria austriaca. Questa è artiglieria austriaca sempre del periodo napoleonico. Qui c'è un po' tutta la dotazione, nell'immagine che vedete qui a destra, vedete un po' tutta la dotazione che avevano gli artiglieri. Velocemente, qui ci sono, dove è indicato con la lettera A, gli spilloni che venivano usati per forare l'involucro di carta che teneva la polvere. Per caricare il cannone si seguivano esattamente le medesime operazioni che venivano seguite per caricare un'arma da fuoco. Quindi veniva introdotta prima la polvere, poi veniva introdotto il proietto, e il tutto veniva calcato dalla bocca spingendolo fino in fondo alla culata. La polvere non era caricata in modo sciolto come avveniva ad esempio nei moschetti, per cui si faceva cadere la polvere nella bocca dei moschetti sfruttando la gravità, la polvere finiva in fondo. In questo caso c'erano dei veri e propri sacchetti di carta riempiti di polvere che venivano posizionati in corrispondenza della bocca dell'arma, e poi venivano spinti all'interno, poi veniva messa la palla e così via. Allora, scusami Marco, a proposito di palla, ci chiedono giustamente, le palle una volta sparate erano riutilizzabili? Allora, la palla erano riutilizzabili, ma non ho trovato riscontri in cui qualcuno andasse in giro sui campi di battaglia a recuperare le palle d'artiglieria che erano state sparate. Anche se in certe battaglie le palle sono state sparate veramente quantitativi di palle d'artiglieria davvero consistenti. Però che io sappia, no. Magari le recuperavano i contadini perché poi le andavano a rivendere, sicuramente è una cosa che sarà successa.
Allora, alla lettera A ci sono queste specie di spilloni che servivano per passare in corrispondenza del focone, che è quel buchino che stava in fondo alla canna, e forare il sacchetto di carta per poi poter accendere la carica di lancio. B è una cosa curiosa e strana: il focone, quando il colpo era partito, veniva tappato con il pollice da parte di un artigliere per evitare che ci fosse un'ulteriore combustione dei residui di polvere incombusti. Ora, per evitare che questo però si scottasse, c'era una specie come vedete, un copridito in cuoio che serviva appunto per tappare il focone. C invece è il tappo che veniva messo sulla bocca della canna quando il cannone veniva portato in giro. Poi cosa abbiamo? E è il secchio dell'acqua. Qui davanti al cannone era montato un gancio ed era appoggiato questo sacchetto dell'acqua che serviva appunto per intridere la spugna dello scovolo e bagnare la canna all'interno. F e G si riferiscono all'innesco, G sono i sistemi di miccia per accendere in corrispondenza del focone la carica di lancio, F sono degli attrezzi che servivano per tagliare la miccia. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo il I era un misuratore di polvere, J sono dei bastoni, vedete cosa sta facendo questo artigliere, sono dei bastoni che venivano inseriti in corrispondenza della parte terminale dell'affusto per spostare il cannone e favorire il brandeggio. L'alzo è l'elevazione della canna verso l'alto o verso il basso, il brandeggio è lo spostamento d'angolo rispetto all'orizzontale. K invece erano degli aggeggi che servivano nel caso in cui la carica non partisse, allora bisognava entrare con una specie di cavatappi, dico io, per tirare fuori quello che era stato caricato nel cannone. Poi c'erano anche cose curiose, parlando di artiglieria napoleonica, che erano ad esempio i razzi Congreve, che erano dei razzi che avevano inventato gli inglesi. Questo tizio qui è un inglese, e c'erano delle batterie di razzi, venivano sparate e esplodevano con più o meno la logica dello shrapnel sopra le teste delle truppe nemiche. Qualcuno dice, tra le fonti si trova scritto, qualcuno dice che era abbastanza erratico l'effetto del tiro di questi mezzi, qualcuno dice che era efficiente. Secondo me il fatto stesso che le batterie a razzi erano pochissime la dice lunga sull'efficienza di questi strumenti. Qui vediamo invece l'artiglieria russa, degli artiglieri, a sinistra sono degli artiglieri dell'artiglieria a cavallo, a destra dell'artiglieria a piedi. Si distinguono per il tipo di copricapo. Una curiosità, così la diciamo: il tipico addestramento dell'artigliere a cavallo era simile a quello dei cavalieri, il tipico addestramento dell'artigliere a piedi era simile a quello degli artiglieri della fanteria. Per cui, ad esempio, gli artiglieri a cavallo sapevano andare a cavallo, sapevano maneggiare la sciabola, e in diverse occasioni capitava che caricassero anche la cavalleria nemica. Ci sono 2 o 3 occasioni in cui è riportato questo dato. Una curiosità: le canne, e qui così tiriamo le orecchie un po' a tutti gli illustratori, le canne che erano in bronzo o in ghisa, se erano in bronzo, il colore del bronzo è quel giallo-oro classico che si vede in tutte le raffigurazioni. Nella realtà però non era così, perché molto spesso le canne erano dipinte di nero, e in qualche caso non erano dipinte di nero, però per la naturale ossidazione del bronzo diventavano verdi, come lo sono tutte le campane, quindi il colore era un colore scuro. Gli affusti erano colorati, cioè il supporto di legno che teneva su la canna era colorata, e ogni paese, come vedete lì così, aveva un colore diverso, per cui l'artiglieria, al di là delle uniformi, si riconosce immediatamente il paese d'appartenenza dal colore dell'affusto. Guarda, scusami, questa cosa può essere interessante. I Cosgrave, quelli che hai fatto vedere prima, i Congreve, volevo dire, sì. è un po' un antesignano, può ricordare un Katyusha di stampo sovietico posteriore, ovviamente. Sì, certo. Per fare un po' un parallelismo.
Mi senti? No, sì, sto vedendo Ok. quello che ha scritto Vlad e che hai messo adesso. Sì, sì. Ok. E passiamo adesso a come era organizzata l'artiglieria. Allora, i pezzi d'artiglieria come operavano? Non operavano in modo indipendente, ma operavano in batterie. Operavano in batterie tipicamente di 6-8 pezzi. Normalmente erano, lo vedremo dopo meglio, erano 5 cannoni e un obice o 6 cannoni e 2 obici, e tutta l'artiglieria europea era organizzata in questo modo, tranne i russi che avevano, che avevano un parco di artiglieria molto più consistente rispetto agli altri paesi e avevano delle batterie che erano, come si dice di solito, il doppio delle altre come dimensione, per cui avevano da 12 a 16 cannoni. Grosso modo, per avere un'idea, una batteria aveva all'incirca un 100-150 serventi artiglieri, serventi ai pezzi, anche se tenete conto che non erano tutti artiglieri che si occupavano di manovrare il cannone, c'erano artiglieri che dovevano andare a recuperare le munizioni dai cassoni, che dovevano badare ai cavalli, insomma ci sono tutta una serie di funzioni per cui se uno vuole avere un'idea, grosso modo una batteria d'artiglieria erano 100-150 uomini, poi un altro centinaio erano i traini che accompagnavano l'artiglieria, perché come vedete per esempio la guardia francese, la cosiddetta volante, il treno d'artiglieria, cioè gli uomini che trasportavano il cannone erano vestiti in un certo modo, mentre invece gli artiglieri erano vestiti in modo diverso. Cosa succedeva? Marco, scusami, per un attimo ti sei bloccato. L'ultima parte l'abbiamo, almeno io l'ho sentita, spero anche voi. Ci siamo bloccati un attimo, penso, verso i pezzi di traino. Sì, stavo dicendo che il traino d'artiglieria era vestito diversamente rispetto agli artiglieri, si chiamava treno d'artiglieria. Questi qui sono che sto indicando con il mouse, sono i cosiddetti uomini del treno d'artiglieria, che erano quelli che trasportavano i cannoni sul campo di battaglia. Poi gli artiglieri li mettevano in batteria, li facevano funzionare, sparavano e così via. La modalità con cui operavano era quella che vi ho descritto, quindi agganciati al traino i pezzi di artiglieria venivano portati sul campo di battaglia con gli artiglieri che camminavano a fianco ai pezzi a piedi se era artiglieria a piedi, oppure che andavano a cavallo se era artiglieria a cavallo. Ho evidenziato, come vedi qui, la questione fondamentale della militarizzazione del treno d'artiglieria. Cosa vuol dire? Vuol dire questi personaggi che trasportavano i cannoni sul campo di battaglia fino alla fine del Settecento erano dei privati che venivano ingaggiati dagli eserciti per portare in giro i pezzi di artiglieria. Ovviamente non essendo inquadrati nell'esercito, quindi non essendo dei militari, queste persone cosa succedeva? Quando cominciavano ad arrivare i primi colpi, quando si combatteva, tendevano a scappare e l'artiglieria diventava immobile. Questo è un problema tipico di tutta l'artiglieria settecentesca, in particolare dell'artiglieria della guerra dei 7 anni. Durante le guerre napoleoniche invece il treno, si chiama così, il treno di artiglieria in tutti i paesi coinvolti nelle guerre è stato militarizzato, ovviamente con grande vantaggio sotto tanti punti di vista, in particolare sotto il punto di vista dell'operatività sul campo di battaglia. Qui vediamo sempre artiglieria francese, sopra è il treno d'artiglieria che sta trasportando un pezzo d'artiglieria. Come vedete mediamente c'erano 4, 6 o 8 cavalli che trasportavano l'artiglieria. Lì vedete in alto a destra anche il peso complessivo traino, affusto e canna per un pezzo da 12 libre era più di 2000 kg, più di 1500 per un pezzo da 8 libre, più di 1000 kg per un pezzo da 4 libre, quindi consistenti. Quindi vuol dire che se un pezzo da 4 libre poteva essere trasportato da 4 cavalli, un pezzo da 12 libre ci volevano 6 cavalli potenti o addirittura 8.
quanto ci voleva per agganciare per sganciare, per mettere in batteria un cannone oppure riagganciarlo per spostarlo nuovamente. Era più veloce l'operazione di messa in batteria, in circa 1 minuto mettevano in batteria i pezzi. Per agganciare i pezzi al traino ci voleva molto di più. Tra l'altro, una cosa curiosa e paradossale che molti non sanno è che mentre la cavalleria, ecco, lo vediamo nella prossima slide, mentre l'artiglieria a piedi si muoveva ovviamente più lentamente, mentre l'artiglieria a cavallo si muoveva molto più velocemente sul campo di battaglia, al momento di dover mettere i pezzi in batteria, l'artiglieria a piedi era più veloce perché non era impacciata dalla presenza dei cavalli che dovevano essere spostati, dovevano essere accuditi e c'erano diversi problemi, perché sennò ogni tanto ci si chiede ma come mai c'erano questa differenziazione? Non potevano mettere tutti gli artiglieri sui cavalli così si sarebbero mossi più velocemente sul campo di battaglia? Sì, è vero, però è anche vero che ad esempio l'artiglieria a cavallo costava molto di più perché gestire i cavalli ha un costo molto maggiore per un esercito. L'artiglieria a cavallo era un bersaglio molto maggiore, era molto grande l'artiglieria a cavallo, quindi tutti questi cavalli che si muovevano, dove dovete immaginare tanta gente che andava in giro, perché non c'erano solo i 6-8 cannoni, c'erano poi tutti i vagoni d'accompagnamento, i cassoni che trasportavano le munizioni e quindi il bersaglio era molto grande, era molto, molto voluminoso. Tipicamente l'artiglieria a piedi era aggregata alle brigate, alle divisioni, ai corpi di fanteria, ma non solo. L'artiglieria a cavallo era aggregata soltanto alle brigate di cavalleria. C'era poi una cosa curiosa, sono andato a cercarla, ho detto questa cosa qui la devo raccontare perché è divertente. Gli austriaci avevano inventato un sistema che era poi adottato dalle cosiddette batterie leggere, diciamo le batterie a cavallo austriache, che era il sistema del Wurst, cioè c'era una sorta di sedile di cuoio che era sistemato in corrispondenza dell'affusto, l'affusto del cannone era più lungo, gli artiglieri si sedevano su questa specie di panca, a cavalcioni di questa panca e venivano trasportati sul campo di battaglia. Quindi era una soluzione mista che era tipica e specifica solo dell'artiglieria austriaca, che era intermedia tra il muoversi a piedi e il muoversi a cavallo. Mi faceva piacere farvi vedere questa cosa perché è curiosa e interessante. Un'altra cosa che succedeva sui campi di battaglia è che l'artiglieria veniva spostata non solo agganciandola ai traini e quindi spostandola con i cavalli, ma c'erano anche 2 modalità differenti che erano il bricole e il prolonge, che in inglese è prolong, in francese è prolonge, che consistevano sostanzialmente in quello che vedete in questa immagine. Allora, in questa immagine vedete tutte delle modalità di spostamento dei pezzi col sistema bricole, cioè gli artiglieri avevano delle corde che agganciavano al mozzo dei cannoni e diversi artiglieri, perché i cannoni erano pesanti, pensate che un pezzo d'artiglieria poteva pesare da 1 migliaio di chili in su, c'era bisogno di diversi artiglieri per spostare il pezzo sul campo di battaglia. Questa modalità di spostamento, come dire, a mano, si chiamava bricole. Se poi invece a queste corde gli attaccavate le corde a un cavallo, il termine cambiava e era il caso del prolonge, no? Per cui bricole a piedi, prolonge a cavallo. Questo serviva perché magari era complicato e necessitava di troppo tempo dover riagganciare i pezzi ai traini e portarli avanti, e quindi l'artiglieria sul campo di battaglia magari era più comodo, più utile spostare, si dice a mano, i cannoni. Tenete presente che a mano non spostavate proprio un bel niente, perché i cannoni dovevano essere spostati in questo modo. Che funzione aveva l'artiglieria? Questa è la slide che mi è già capitato di far vedere in un'altra occasione. Quando faccio vedere questa slide tutti un po' si meravigliano. L'artiglieria napoleonica
garantiva il supporto di fuoco sia alla fanteria che alla cavalleria. Quindi in buona sostanza era un po' come la compagnia, il plotone, le armi pesanti di un reparto di fanteria moderno. Secondo me l'esempio perfetto sono i mortai d'accompagnamento, i mortai pesanti d'accompagnamento delle unità di fanteria. Cosa fa il mortaio? Aumenta il volume di fuoco dell'unità. Cosa fa la mitragliatrice pesante calibro 12,7, calibro 50? Aumenta il volume di fuoco dell'unità. Cosa faceva l'artiglieria? L'artiglieria aumentava la potenza di fuoco del reparto di fanteria. Qui vedete com'era schierata una batteria di artiglieria, che fronte copriva, che profondità copriva. La profondità di solito è una cosa sottovalutata. Le persone pensano che una batteria di artiglieria fossero solo i cannoni con eventualmente i traini, ma invece voi dovete pensare che c'erano qualche centinaio di metri molto intasato da carri, cavalli, uomini con cassoni portamunizioni e così via. Ecco, questo è lo schema tipico. E qui vedete delle applicazioni relative a scontri reali, quindi ad esempio l'azione della divisione Desè a Marengo in ordine misto, quindi parte dei reparti di fanteria in colonna e parte in linea. Ho evidenziato con un riquadro rosso la posizione dell'artiglieria, vedete, di supporto alla fanteria e alla cavalleria che stanno attaccando la colonna austriaca di inseguimento dopo la prima fase della battaglia di Marengo. Come penso tutti sappiate, ricordiate, la battaglia di Marengo nella fase iniziale è stata persa dall'esercito francese e poi è stata recuperata alla fine grazie all'intervento di questo generale di Desè, che peraltro nelle fasi terminali della battaglia è morto sul campo. Qualcosa di simile si vede sul schieramento della divisione Saint-Hilaire ad Austerlitz, con lo schieramento delle batterie in prima linea, supportate dagli schermagliatori, quindi dalle truppe leggere aperte in ordine sparso, la fanteria in ordine chiuso dietro, aumenta la potenza di fuoco, oppure l'ordine misto della divisione Morin alla battaglia di Borodino del 1812. Poi, oltre a questa particolare funzione, cioè quella di supporto di fuoco della fanteria, durante le guerre napoleoniche fu sempre più sviluppata l'idea di aggregare tra di loro molte batterie di molte batterie di artiglieria per fare la cosiddetta grande batteria, quindi un assembramento di tanti pezzi di artiglieria che avrebbero avuto, perché si era visto dalle prime battaglie, qui non l'ho indicato perché la storiografia militare non le riporta come tali, ma ad esempio ci sono delle concentrazioni di artiglieria alla battaglia di Castiglione dell'agosto del 1796, ci sono delle concentrazioni di artiglieria francese alla battaglia di Austerlitz e così via. Qui vi ho riportato quelle che sono classificate come grandi batterie, vedete un numero di pezzi consistente sul campo di battaglia. Qual era il vantaggio di aggregare dei pezzi d'artiglieria in così gran numero? L'effetto che si produceva sul nemico era molto maggiore rispetto all'effetto della singola batteria moltiplicata per n volte sul fronte del campo di battaglia. Qual era il grosso vantaggio? Il grosso vantaggio era di tipo morale, cioè vedersi dei pezzi di artiglieria che in modo compatto, all'unisono, cominciano a sparare a una distanza di 600, 700, 800 metri da me che sono lì fermo e sto aspettando il nemico senza poter reagire, perché ricordiamo che con i moschetti di fanteria più di 100-150 metri non si riusciva ad arrivare, ha indubbiamente un effetto morale notevole. Per cui queste grandi batterie venivano schierate, venivano preparate per predisporre quella che poi sarebbe stata l'azione di sfondamento dei reparti di fanteria che seguivano il bombardamento, perché di questo si tratta, un vero e proprio bombardamento preventivo delle linee nemiche che poi dovevano essere attaccate. Direi che il caso più tipico, il caso più eclatante, forse anche quello più noto, è quello della grande batteria francese da 80 pezzi
nella tarda mattinata della battaglia di Waterloo. Peraltro questo fa pandan con una frase che è attribuita a Napoleone, e cioè che il morale sta al materiale come 3 sta a 1, cioè questo non vuole dire ad esempio che se io non ho del materiale tecnico adeguato io posso compensare con la forza morale. Vuol dire che a parità di condizioni il morale ha un valore che è nettamente più forte, nettamente più importante rispetto al valore della tecnicalità delle armi che vengono schierate sul campo di battaglia. E l'esempio delle grandi batterie è piuttosto tipico. Come veniva usata l'artiglieria? Qualcosa abbiamo già detto. Come veniva usata l'artiglieria? Qui vedete tipicamente la cosa che va detta tutte le volte che si parla di artiglieria non moderna è che gli artiglieri napoleonici facevano un tiro diretto. Voi pensate alla mitragliatrice che fa un tiro diretto, fa un tiro teso su un bersaglio, difficilmente tira con un alzo, e il bersaglio doveva essere visto. Questo sembra una cosa curiosa, anche quando sparavano con gli obici, il bersaglio doveva essere in vista. Uno dice, ma perché? Io ho un tiro che è parabolico, quindi posso sparare, per esempio, sopra le teste delle mie truppe e andare a colpire le truppe nemiche che si trovano al di là. Ecco, questo non lo facevano, proprio perché i colpi d'artiglieria erano abbastanza erratici. Davanti al fronte dell'artiglieria, quando l'artiglieria sparava, non doveva esserci nessuno, se no l'artiglieria non sparava, voleva dire che era piazzata in modo non corretto. Qual era la velocità di fuoco? La velocità massima di fuoco la vedete qui, poteva fare al massimo i pezzi più piccoli un colpo al minuto, i pezzi più grossi, quelli da 12 libre, un colpo ogni minuto e mezzo, ogni 2 minuti. Normalmente l'artiglieria non sparava con questi ritmi di fuoco, perché sparare con questi ritmi di fuoco avrebbe significato consumare tutti i colpi a disposizione in poco tempo. Normalmente il ratio di fuoco, cioè il ritmo di fuoco, era molto più blando, anche perché, e non è una cosa che va mai sottovalutata, i colpi costavano, costano ancora adesso, e quindi il volume di fuoco era anche collegato a questo fatto. Cosa succedeva contro i reparti? Il tiro iniziava prima a lunga distanza a palla, spesso sfruttando il rimbalzo. Se il terreno era molto duro, la palla rimbalzava, e anche quando rimbalzava era meglio spostarsi dalla direzione lungo la quale stava arrivando la palla, perché manteneva comunque un elevatissimo grado di pericolosità. E poi da una certa distanza ovviamente si andava avanti a sparare col cartoccio a mitraglia, cioè con questi involucri metallici che si aprivano e sviluppavano questa grandine di proiettili sul nemico. Il tiro frontale era... Scusami se ti interrompo nel mezzo, però giustamente ti chiedono, è possibile che la grande batteria di cui hai parlato possa servire a creare una zona interdetta al nemico a causa del continuo fuoco, complicando perciò le manovre? Sì, allora, innanzitutto saluto Lorenzo Scirpoli, che è un caro amico, reenactor anche lui nel senso, come abbiamo visto, io non faccio il reenactor, con cui ogni tanto mi confronto su queste questioni napoleoniche, e lui sicuramente, che è una persona gentile, dice così perché sa che uno dei motivi per cui si facevano anche le grandi batterie era per interdire la manovra sul fronte della grande batteria. Quindi la risposta è assolutamente sì. Caro Lorenzo, ti ringrazio di questo supporto, di questo contributo che appunto ci permette di introdurre questo altro aspetto. Come vedete da questa immagine, il tiro preferenziale non era il tiro frontale. Questo è vero sempre nelle armi di supporto della fanteria, anche le mitragliatrici della prima guerra mondiale. Il tiro ideale non era mai il tiro frontale, contrariamente a quello che si vede in molti film sulla prima guerra mondiale, ma il miglior piazzamento delle mitragliatrici era col tiro di infilata, e la stessa cosa vale per i pezzi d'artiglieria. I pezzi d'artiglieria piazzati in modo corretto dovevano sviluppare il tiro di infilata sulle formazioni nemiche per riuscire a colpire il maggior numero di uomini lungo
la traiettoria che avrebbe subito il proietto, insomma la palla. Qui vedete un altro esempio, è la tattica ideale di più batterie ammassate, di nuovo era il tiro di infilata, con eventualmente le batterie in copertura. Altro esempio che vedete qui così, l'artiglieria non era statica, questa è una cosa di cui bisogna prendere coscienza. L'artiglieria durante le guerre napoleoniche non rimaneva ferma nella posizione in cui era stata inizialmente schierata, ma aveva una funzione attiva, si muoveva sul campo di battaglia, cercava di trovare delle posizioni tattiche vantaggiose, ripeto, per colpire di infilata le formazioni nemiche. Qui vedete due esempi di un attacco di un reparto in colonna verso un reparto in formazione di linea, con l'operatività della batteria che si sta muovendo sul fianco. Qui a fianco vedete l'artiglieria austriaca, appunto vedete il cannoniere, che è quello che dà fuoco in corrispondenza del focone con la miccia e fa partire il colpo. Anche qui, così rispondiamo di nuovo all'amico che ce l'ha fatto osservare, gli artiglieri sono troppo vicini al cannone e quindi è un po' pericoloso. Ecco, un tipico modo di manovrare l'artiglieria napoleonica ce la dà per esempio l'azione di questo generale di brigata che è Senarmont alla battaglia di Friedland. Questa è una citazione dalle campagne di Napoleone. Divenne allora abituale maneggiare i cannoni in maniera molto spregiudicata. All'inizio di ogni azione l'artiglieria di divisione e di corpo d'armata si portava di fronte alla fanteria e messi i pezzi in batteria a meno di 500 metri dalle linee nemiche, cominciava a far fuoco a mitraglia senza formalità. Man mano che la linea di battaglia avanzava, l'artiglieria veniva generalmente rimontata e avanzata. Forse l'uso più famoso dei cannoni in questa maniera aggressiva avvenne a Friedland, dove il generale di brigata Senarmont spostò i suoi cannoni in avanti con balzi prodigiosi fino a quando riuscì a impegnare i russi ad alzo zero. E questa è l'azione di Senarmont. Senarmont, tra l'altro, era nato lo stesso anno di Napoleone, 1769, e morì nel 1810 all'assedio di Cadice in Spagna, e questa è l'azione dell'artiglieria di Senarmont alla battaglia di Friedland. Sono due batterie di artiglieria da 15 cannoni l'una che avanzano sul fronte e sviluppano questo sfondamento che poi sarà prodromico alla vittoria delle armate francesi sull'armata russa, appunto a Friedland. E concludiamo, perché mi sa tanto che siamo andati un po' lunghi, concludiamo con gli effetti dell'artiglieria. Gli effetti dell'artiglieria erano devastanti. Voi dovete immaginare che l'effetto principale dell'artiglieria era quello delle palle da cannone, ed è un effetto cinetico, per cui la palla non esplodendo come procurava danno? Procurava danno per effetto della sua energia cinetica, cioè per effetto del fatto che aveva una certa massa consistente, ma soprattutto che era scagliata a una certa velocità, perché l'effetto lesionale che produce un proietto di artiglieria, in questo caso, è dato dalla sua massa, ma soprattutto dalla sua velocità al quadrato, quindi è molto più influente la velocità rispetto alla massa. Qui vediamo un tipico esempio che viene sempre mostrato, che è la corazza di questo carabiniere francese a Waterloo, che è stata passata da parte a parte da un colpo d'artiglieria, e ovviamente il portatore di questa corazza è morto. Questo dà un'idea di quale potesse essere l'effetto di un colpo d'artiglieria. Tenete conto che anche quando le palle si muovevano sul campo in modo lento, per cui i soldati se le vedevano arrivare addosso, bisognava stare molto attenti a cercare ad esempio di fermarle con i piedi, che era una cosa che qualcuno ha cercato di fare, ovviamente rompendosi il piede, perché la palla portava via il piede del proprietario che cercava di fermare la palla come se fosse un pallone da calcio. Qui volevo riportare qualche immagine, ma poi sono troppo truculente. Vi riporto qualche citazione. Nel momento in cui il soldato alla mia destra fu colpito in pieno petto, l'urto fu così violento, l'urto vuol dire l'energia sviluppata,
fu così violento che gli uomini accanto a quelli, ai poveri disgraziati colpiti, furono anch'essi gettati a terra. E ancora, le palle di cannone hanno aperto in due i nostri ranghi dal primo all'ultimo, travolgendo ogni volta almeno 30 uomini quando hanno preso in pieno la colonna. Oppure quest'altra, lui, il generale francese Gaudin, era appena smontato da cavallo e se ne stava in mezzo alla strada sul punto di condurre la sua divisione in battaglia, quando un colpo di proiettile russo di rimbalzo gli strappò una gamba all'altezza della coscia e l'altra appena sotto il ginocchio. Quello che succedeva quando si veniva colpiti da un colpo di cannone era praticamente di venire maciullati dalla palla. Guardate questa citazione che mi sembra estremamente drammatica, è una delle ultime cose che leggiamo. L'istante dopo un'altra palla di cannone mi travolse la gamba sinistra, sotto l'articolazione del ginocchio. Sebbene fossi caduto a terra per la forza irresistibile del colpo, non provai alcuna sensazione di svenimento. Mi sentivo però eccessivamente caldo, assetato e inferocito. Dopo essere stato colpito, mi ripresi sufficientemente dallo shock, o più correttamente non ne fui prostrato, tanto che potei sedermi ed esaminare la mia ferita. Scoprii che le ossa erano scoperte per un certo tratto lungo l'arto e apparivano bianche come l'avorio più pregiato, con i tendini penzolanti e tremanti come tanti fili. Subito dopo aver ricevuto la ferita, però, si verificò una sensazione di bruciore nella parte ferita che gradualmente si diffuse in tutto il mio corpo ed ebbi una tale sensazione di sete, tanto che la mia lingua sembrava un tizzone ardente. Ora il campo di battaglia era per me privo di tutta l'eccitazione e la dignità di una guerra gloriosa. Direi che questa è un po' la sintesi di quello che succedeva sui campi di battaglia quando si veniva colpiti dall'artiglieria. E questa cosa, cioè dell'essere colpiti dall'artiglieria, non erano certamente esenti anche gli ufficiali superiori. Prima abbiamo visto il caso del generale Gaudin, qui è il caso forse più eclatante di vittima eccellente dell'artiglieria, in questo caso l'artiglieria austriaca, ed è il maresciallo Lann alla battaglia di Asper-Nessling, che viene colpito dall'artiglieria, viene poi amputato dal chirurgo della Guardia Imperiale, il chirurgo capo dell'esercito francese che era il barone Larrey. Nonostante l'amputazione la gamba gli va in cancrena e poi Lann morirà qualche settimana dopo. Detto questo, io, come dire, ho terminato. Se ci sono domande cerco di rispondere come ho fatto fino adesso. Dico sempre, e lo dico anche in questa live, cercate di approfondire per conto vostro le cose che vi ho raccontato, come approfondimento, anzi, come dicevano una volta la trasmissione che facevano su Rai Storia, finiva con un libro, un luogo, un film. Un libro, sempre Le campagne di Napoleone, che purtroppo in italiano è ancora la cosa migliore che c'è. Dico purtroppo non per il libro, ma perché non viene più tradotto nulla di interessante in italiano. Come luogo andate a vedere il Museo Storico Nazionale dell'Artiglieria a Torino, che è secondo me molto interessante. Come film, e qui ringrazio di avermelo fatto presente di nuovo Lorenzo Scirpoli, che mi ha fatto la domanda prima. Andate a guardare questo film Union of Salvation, che è un film russo, non lo trovate in italiano, lo trovate in inglese. Si riferisce alla rivolta decabrista mi pare che sia gli anni 30 del 20 o 30 dell'Ottocento, adesso non voglio dire una sciocchezza, comunque all'inizio dell'Ottocento. C'è la scena in cui ci sono questi reggimenti che si ribellano e schierano su una piazza l'artiglieria e si vede l'effetto del fuoco dell'artiglieria sui reparti. Tra l'altro è un film molto bello, io l'ho visto alcuni anni fa, ripeto, per fortuna Lorenzo me l'ha citato, così mi è venuto in mente che effettivamente ha delle scene di battaglia interessanti e coinvolgenti. Se volete approfondire ulteriormente, qui aggiungo a quello che dico di solito, cioè a Imperial Bayonets e a Battle Tactics of Napoleon and His Enemies, il libro specifico e secondo me interessantissimo di Kiley sull'artiglieria napoleonica, Artillery of the Napoleonic War. Detto questo, veramente ho terminato. Se volete la presentazione, come dico di solito, scrivetemi e ve la mando senza alcun problema. Grazie.
No, grazie a te ovviamente Marco, perché è sempre è meraviglioso parlare con te. Ripropongo una domanda che ha fatto Vlad: come si contrastava l'artiglieria? Con la fanteria leggera, la minaccia della cavalleria o con il fuoco di controbatteria? Guarda, allora, caro Vlad, hai perfettamente ragione. A un certo punto io facendo sta presentazione, quando ho cominciato dico, ma avrò poco da raccontare. Poi alla fine ho detto no, devo tagliare. Infatti ho tagliato la parte relativa a come la fanteria affrontava l'artiglieria, come la cavalleria affrontava l'artiglieria, come l'artiglieria affrontava l'artiglieria, perché per confrontarsi con l'artiglieria appunto c'erano diverse tecniche. Tipicamente non si operava ovviamente in ordine chiuso, bisognava operare in ordine aperto, per cui c'erano gli schermagliatori che attaccavano l'artiglieria. D'altra parte però, come c'erano gli schermagliatori che attaccavano l'artiglieria, c'erano reparti di schermagliatori che erano appositamente distaccati per coprire le batterie di artiglieria. La cavalleria, il modo migliore per attaccare l'artiglieria era prenderla sui fianchi. La più grossa debolezza che avevano i reparti di artiglieria sono i fianchi, perché l'artiglieria quando è piazzata spara davanti e da qualunque altra direzione venga attaccata è estremamente debole. Quindi l'artiglieria sul campo di battaglia deve essere difesa e deve essere protetta. Il tiro di controbatteria, cioè quando le batterie si sparavano tra di loro, aveva un'efficacia abbastanza scarsa, perché non stiamo parlando di artiglieria della prima o della seconda guerra mondiale, quindi il tiro di controbatteria era scarso, tant'è che c'è un detto tra gli artiglieri che dice che gli artiglieri dividono il mondo in due gruppi, in due categorie. Ci sono i bersagli e gli altri artiglieri, per dire che gli artiglieri tra loro è meglio che non si sparino. Bene, ultima domanda. L'impatto a livello psicologico che conseguenze aveva? Parlo ovviamente di Allora, chi riceveva le bordate, ecco. allora, è sempre, in guerra è sempre così, l'impatto maggiore non è mai fisico, ma è sempre psicologico. Cioè, l'esempio che faccio sempre, per mandare in rotta un reparto, cioè per distruggere la coesione di un gruppo di uomini pronti a combattere, non è che io li devo sterminare fino all'ultimo, è sufficiente che io produca in quel reparto una perdita dell'ordine del 10, 15, 20%, poi dipende dall'addestramento del reparto, per minare alla base la volontà di continuare a combattere. Questa cosa qui viene poi minata, viene poi favorita, per esempio, da alcuni effetti, ad esempio avere a corta distanza un nemico che ti sta sparando col fucile, quando anche tu gli puoi rispondere, ha certamente un effetto psicologico su di te. Lui sta facendo qualcosa per farti del male, ma anche tu di conseguenza stai facendo qualcosa per reagire. Contro l'artiglieria non potevi farci nulla, cioè tu dovevi stare spesso in piedi, perché i reparti non venivano fatti sdraiare sempre per proteggersi dall'artiglieria, dovevi stare in piedi a prenderti delle bordate d'artiglieria che ti arrivavano da 600-700 metri e ogni volta che la palla prendeva il reparto falciava via, perché di questo si tratta, un certo numero di uomini, 2, 3, 4, poi ci sono anche casi molto eclatanti di 8, 10, 20 uomini falciati da una singola palla di artiglieria. Ecco, però soprattutto è l'effetto morale. Questo è anche il motivo, ad esempio, per cui si è continuato a equipaggiare i soldati di fanteria con la baionetta. La baionetta non ha tanto un effetto di tipo fisico, le perdite dovute a colpi da arma da taglio, da baionetta, sono irrisorie rispetto invece all'effetto psicologico di vedersi uno che ti sta caricando con uno spuntone che se riesce ti pianta nella pancia. Ecco, questa cosa qui è qualche cosa che psicologicamente l'essere umano non è disposto ad accettare e quindi preferisce girare i tacchi e scappare. Bene, detto questo, io direi di concludere qua, anche perché così vi do anche del tempo per andare a cenare e, insomma andare poi da Mirko
e dalla sua live con ospite Leonardo Lanzara. Vi ringrazio ovviamente per essere stati qua con noi in un gran numero. Scusa Luca, posso dire una cosa così, perché ho visto una domanda, ho visto Claudio Tuccillo che mi dice il film lo trovo anche su YouTube. Sì, assolutamente sì. Come dire, le scene più interessanti, le immagini più come dire, certamente migliori di quelle che mi dicono tutti siano presenti nel film di Ridley Scott, le trovate anche su YouTube e si riferiscono appunto a questo film russo, Union of Salvation, per cui sì, assolutamente. Però mi raccomando, non piratate nulla. Io questo lo voglio dire perché, insomma... Certo. Mettiamo le mani avanti. No, di nuovo, detto questo, vi ringraziamo ovviamente per essere qui. Io ringrazio ovviamente te, Marco, per aver concluso questo ciclo, diciamo, dell'esercito napoleonico. Un giorno dopo l'uscita del film di Ridley Scott, per la scienza andatelo a vedere, poi insomma magari in un domani ne riparleremo. Stavo pensando appunto con Giulio Poggeroni di fare una live con un po' tutti gli addetti il cui titolo potrebbe essere Napoleon terapia di gruppo, una cosa del genere, perché insomma è stato un po' un problema per chi l'ha visto. Poi insomma ditemi voi, insomma, se invece ho giudicato un buon film, tanto meglio per voi. Io personalmente non lo giudico tale. Marco, poi ne riparleremo a riguardo. Io vi rimando a questo punto la prossima settimana ci sarà una nuova live con due begli ospiti d'eccezione, vecchie nostre conoscenze. Riparleremo ovviamente della situazione sulla striscia di Gaza e nello Stato di Israele. Quindi io a questo punto vi ringrazio di nuovo te Marco e ci vediamo a una prossima live ancora qui su Paresia. Arrivederci a tutti. Grazie mille, ciao, grazie.